io ho partecipato quale consulente di parte della clinica Cobellis all'autopsia della ragazza effettuata ad Orbetello. Dall'autopsia è risultato che questa ragazza, a seguito di questa caduta, aveva riportato una semplice infrazione dell'ottava costa di sinistra che non ha portato a niente rispetto alle conseguenze successive. La ragazza, l'esame autoptico presentava una polmonite bilaterale ed un'embolia polmonare massiva appartenente dalle vie di sinistra. E tutta quanta questa patologia concatenata nulla a che vedere con il trauma. I 5 giorni che è stata ricoverato presso l'ospedale di Orbetello ha sviluppato questa trombosi che poi è stata la conseguenza diretta della morte. Dottore, quindi ci sta dicendo che non c'è alcun collegamento tra la caduta avvenuta il 14 agosto a Marina di Camerota e quella poi che è stata la causa che ha portato al decesso della giovane romana? Assolutamente sì, cioè nel senso che non c'è nessunissimo collegamento, tant'è che quella piccola infrazione sulla costa è stata vista, valutata presso la clinica Cobellis, mentre da una TAC ed una radiografia effettuata presso a Orbetello non è stata nemmeno messa in evidenza. Solo all'esame autoptico è stata evidenziata questa lesione della costa. Il comportamento dei sanitari presso la clinica Cobellis è stato corretto sia sotto l'aspetto della forma e soprattutto sotto l'aspetto sostanziale. Quindi scagionati i medici, il radiologo della clinica Cobellis, secondo lei, le chiedo un parere da medico, da dottore, poteva essere fatto di più invece da parte dell'ospedale di Orbetello? C'è stato lì qualche errore effettivamente nel curare la ragazza? Si devono valutare gli esami istologici, sono stati presi vari frammenti d'organo su cui deve essere effettuato l'esame istologico per capire meglio che cosa doveva essere fatto e come doveva essere fatto, soprattutto rispetto alla tempistica tempistica terapeutica, che noi ancora non sappiamo in quanto non siamo ancora in possesso della cartella clinica del ricovero. Comunque la cosa è certa, che è emerso chiaramente che il comportamento della clinica